Che caratteristiche dovrebbe avere il nuovo Papa? Oddio, una domanda difficilissima. No, nel senso che speriamo che sia intanto un Papa, come lo è stato Francesco, accoglienza verso tutti i poveri, cioè almeno che non ci siano quello che ho sentito in questi giorni, dei papi non tradizionalisti di più. E quindi speriamo che andiamo verso il futuro. Ho un'idea che venga da altri paesi non usuali. That is not from the conventional countries. A me piacerebbe però il vescovo di Milano, Quindi un Papa italiano. sì, un papa italiano. L'importante è che sia sempre sulle stesse linee di Papa Francesco, quindi Paolini, Zuppi, questi. Mi piacerebbe che continuasse quello che ci ha lasciato il Papa Francesco. Grazie. Poi italiano, straniero, non ne importa. Non mi piacerebbe americano. Un cardinale capace di parlare agli altri, ma anche di seguire la dottrina cattolica della Chiesa. Il nome? Il nome è Cardinale Pizzaballa, mi piace tanto, l'ho conosciuto tanti anni fa mentre facevo un viaggio in Terra Santa e mi è piaciuto tantissimo, potrebbe essere quello giusto. Sono d'accordissimo, Pizzaballa è un'ottima chance per tutti, penso, anche perché conosce questi luoghi martoriati, li conosce molto bene, conosce bene quella cultura e secondo me potrebbe essere la svolta del mondo proprio. Maybe the German guy. Forse quello tedesco, ma non ricordo il nome. There is one from Germany. Sento parlare tanto di un Papa italiano, adesso vedremo. Ma vi piacerebbe un Papa italiano? Basta che sia un Papa sulle orme di Papa Francesco, ecco, poi che sia italiano, che sia di un'altra nazionalità, per noi va bene. Come Francesco. Più come Francesco, Qualcuno che avvicina, diciamo che qualcuno che avvicini il popolo, le persone comuni. per lo stesso motivo, per l'umanità che mostrava.